Buonasera a tutti, bene ritrovati dopo un anno a questo evento che sta diventando un classico del Job Orienta. Sì, Abbiamo questo evento che quest'anno per la prima volta utilizza queste modalità multimediali, ma chi meglio di questo evento può raccontarci la situazione attuale dello smart working, del lavoro a distanza, dell'utilizzo delle tecnologie? E quindi, come dire, questo è proprio il concorso giusto al momento giusto. Quest'anno voi peraltro abbiamo la fortuna che questo strumento ci consente anche di avere una platea di relatori di rango non indifferente, però i tempi sono stretti, per cui il saluto lo faccio dare al nostro assessore che ci onora della sua presenza. Assessore Donazan, prego a lei. grazie mille e ben trovati tutti. Questa nuova edizione di Job a me sta appassionando fin da subito. Allora, siccome Boscarato non si è presentato, sappiate che non è uno speaker famoso, giornalista sportivo, per poi con quelle cuffie e con quella voce potrebbe essere scambiato per tale, ma è il modo con cui la pubblica amministrazione si è ripensata anche sotto l'aspetto delle nuove forme di comunicazione digitale. E se ci fosse un concorso dove noi si mettesse a disposizione tutta la creatività della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto lo vincerebbe certamente. Anzi, la direzione formazione e istruzione, il dottor Boscarato è uno dei nostri dirigenti, c'è anche il dottor Menin qui, sono coloro che hanno fin dal primo giorno, dal 28 di febbraio, quando ci hanno chiusi dentro, sono coloro che hanno deciso di ingegnarsi perché la pubblica amministrazione potesse essere utile a quelle scuole che si stavano avventurando in una nuova dimensione. Oggi questa dimensione la riteniamo quasi una normalità. Non voglio che sia la normalità, noi vogliamo tornare a viverci, a vivere la presenza della didattica, a vivere la presenza di Job, perché io mi divertivo e mi diverto ogni anno quando vengo a Verona e faccio, dicevo stamattina all'inaugurazione, circa 10 chilometri al giorno, perché tanti sono gli stand, tanti sono le iniziative, i convegni, le modalità di confronto, però noi abbiamo questa opportunità straordinaria di una piattaforma, per cui ringrazio la fiera anche per la semplicità con EduLife di avere strutturato un modo per trovarci anche oltre i confini del job normale, perché noi abbiamo raggiunto da stamattina luoghi impensabili, persone che probabilmente non sarebbero arrivate. E questa sera mi piace dire che il concorso, che poi Boscarato andrà anche meglio a dettagliare, fatto proprio per premiare la creatività, l'innovazione, la vivacità sotto diversi punti di vista del mondo dell'istruzione e formazione professionale, perché è stato questo mondo che prima di altri ha saputo organizzarsi, che meglio di altri ci ha dato anche degli strumenti per immaginare cosa sarà anche della formazione futura. Allora, io sono molto felice perché io so già chi ha vinto e quindi insomma sono anche molto felice perché ho visto progetti Neanche bellissimi. Mi Bossarato. complimento con, vedete, non dirò con gli studenti o con i docenti o con gli esperti, con questo mondo che ha saputo ripensarsi velocissimamente. Ecco, questo è anche da stimolo, perché lo mettiamo a fattore comune, perché credo che la valorizzazione di queste esperienze possa essere di grande stimolo per continuare a fare cose ancora nuove, ancora migliori e anche a ritrovarci tutte le volte in una condivisione, ancorché di questo tipo. Quindi, dottor Boscarato, lascio a lei la parola, la ringrazio per avermi dato la parola per questo saluto. Grazie a lei, Assessore, di averci onorato della presenza di queste parole che come tutti gli anni ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio, ma non serve ricordare che se lo facciamo sempre di più, sempre meglio, è perché c'è anche una continuità nell'attività amministrativa e politica che ormai ci garantisce anche di lavorare nel migliore dei modi possibili.
Lascio la parola adesso al dottor Menin per 2 parole. Prego. Grazie Nicola. Beh, direi che insomma i saluti della regione li ha portati l'assessore, io mi taccerei. Voglio solo segnalare che questo premio secondo me è particolarmente interessante, importante, perché rappresenta una sorta di contraltare rispetto ai luoghi comuni, secondo i quali l'istruzione e la formazione sviluppata dalle nostre scuole della formazione professionale non è a livello o non è paragonabile, assimilabile rispetto a quello che accade in altri contesti formativi. Premiare le eccellenze nello sviluppo di progetti digitali all'interno delle scuole della formazione professionale, che così si chiamano gli organismi che offrono il servizio di istruzione e formazione professionale in Veneto, secondo me ha questo doppio valore. Cioè, da una parte apprezzare, dare merito, evidenziare l'eccellenza dei migliori in questo contesto, dall'altro di far capire che questo è un contesto in cui si sviluppano davvero eccellenze, esattamente come in tutti gli altri contesti nei quali si creano occasioni per crescere umanamente e culturalmente. Quindi complimenti anche da parte mia ai vincitori. Perfetto, grazie anche al dottor Menin. Adesso io lascerei la parola ad Antonio Piva, che come negli anni scorsi ci viene a trovare e in qualità anche di presidente di AICA Triveneto, che ci spiegherà lui il perché di questo evento, di questa iniziativa e che cosa fa AICA. Prego, dottor Piva. Grazie a tutti, grazie a tutte le istituzioni che hanno voluto partecipare a questo concorso. Porgo i saluti anche del nostro presidente Giovanni Adorni, presidente nazionale. A me AICA è da oltre mezzo secolo è l'associazione che porta in Italia il discorso della digitale, cioè le competenze informatiche e il buon uso dell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Quindi noi cerchiamo sempre di essere vicino a questo mondo tecnologico, ma cerchiamo di divulgare a tutti i livelli le competenze in maniera che ci sia una consapevolezza nell'uso di queste tecnologie. AICA da anni che partecipa a diversi concorsi digitali, fra cui questo molto importante relativo agli studi professionali sostanzialmente, si occupa anche delle Olimpiadi dell'informatica, anche col Ministero dell'Istruzione, anche quest'anno online purtroppo, WebTrotter, e in particolare porta in Italia le certificazioni informatiche sull'uso consapevole delle tecnologie, meglio conosciute come ECDL oppure ICDL, visto che sono diventate internazionali e si occupano proprio della digital literacy e quindi dell'alfabetizzazione a tutti i livelli dell'utilizzo di queste tecnologie per la vita di ogni giorno. Siamo molto felici di aver partecipato anche quest'anno e di aver promosso questo evento, proprio perché io da presidente del Triveneto sono felice perché abbiamo avuto, soprattutto nel Veneto, tantissimi enti che hanno partecipato e tantissimi premiati e tantissimi menzionati, proprio anche a dimostrazione che le scuole e gli enti professionali del nord-est si danno molto da fare e danno delle opportunità ai ragazzi in modo che loro sviluppino competenze importanti. Quest'anno, tra l'altro, i temi erano molto interessanti e praticamente i temi si parlava di alternanza scuola-lavoro, di sistema duale, cioè ciò che i ragazzi hanno sviluppato nella loro attività pratica. In particolare ci sono state testimonianze sul cyberbullismo, sulla security, sulle fake news. I ragazzi hanno sviluppato molti progetti interessanti digitali su questo argomento. Ringrazio tutti i partecipanti e ripasso la parola al prossimo relatore. Grazie. Grazie a lei, dottor Piva, e appunto siete stati
i profeti, nel senso che le tematiche sono ovviamente all'ordine del giorno e lo saranno sempre più nei prossimi anni, ma so che questa iniziativa che avete fatto, questo bando, questo concorso che ormai portate avanti da anni, ha sempre anche il sostegno del Ministero del Lavoro e la cosa non mi pare di poco conto, nel senso che andiamo con questo concorso proprio ad abbinare la cultura, l'aspetto di crescita dei ragazzi anche con un momento che diventa professionalizzante, cioè faccio questa cosa che è anche un anticipo delle abilità che andrò ad applicare nelle mie attività professionali. Lascio quindi la parola alla dottoressa Greco, che peraltro non è una qualsiasi, nel senso che era la presidente della commissione giudicatrice, quindi benvenuta e prego, dottoressa Greco, un saluto anche da parte sua. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio gli organizzatori dell'evento, di questo prestigioso e ormai storico evento che è Job Orienta, ringrazio anche la Regione Veneto e porto anche i saluti del direttore, la dottoressa De Luca. Io sono un funzionario della DG Ammortizzatori Sociali e Formazione, in particolare noi ci occupiamo di formazione professionale e il Ministero sono già vari anni che promuove azioni volte appunto, come già aveva anticipato, se non mi sbaglio, il dottor Menin, tese a valorizzare questo settore della filiera formativa, che sì il principale diciamo, strumento di politica attiva di formazione contro la dispersione scolastica, ma è anche diciamo una filiera formativa che ormai è arrivata a coinvolgere 300.000 giovani. L'ultimo rapporto INAP ci ha restituito dei dati decisamente confortanti, ovvero il 62% dei qualificati nei percorsi di EFP trova a 3 anni dall'acquisizione del titolo della qualifica un lavoro coerente con la propria formazione. Quindi il Ministero intende e sta investendo sempre maggiori risorse finanziarie, ogni anno ripartisce le risorse tra le regioni, quindi anche per i percorsi in duale e in apprendistato. Stiamo portando avanti anche un lavoro, il dottor Boscarato fa parte del tavolo, quindi lo sa, un importante lavoro per valorizzare il contratto di apprendistato di primo livello, quindi quello che porta all'acquisizione di un titolo di studio, quindi lavorare su tutti quegli criticità normative, operative, amministrative che sono di ostacolo alla diffusione di questo contratto, proprio perché come Ministero crediamo fermamente che la filiera formativa dell'istruzione e formazione professionale vada valorizzata e anche negli altri segmenti, quindi negli FTS e nell'ITS. Come già lei ha anticipato, da 3 anni sono il presidente della commissione di valutazione del concorso dei progetti digitali nella IFP. Competenze digitali ormai sono fondamentali e questa situazione che stiamo vivendo ne è la prova lampante, soprattutto per i ragazzi, quindi non solo acquisizione appunto di competenze di base, di alfabetizzazione informatica, ma un uso consapevole, un uso critico dello strumento e quindi ho visto con particolare favore i progetti appunto dedicati alle fake news o anche al cyberbullismo. Quindi che dire di più, non voglio rubarvi ulteriore tempo e lascio la parola a chi mi seguirà insomma negli interventi. Ecco, ringrazio la dottoressa Greco di questo contributo e peraltro avete visto che ha messo in correlazione questo evento con tutta una serie anche di iniziative anche istituzionali che ci sono tra il Veneto e il Ministero e le altre regioni, come appunto ricordato il sistema del duale, il sistema dell'apprendistato, la revisione, il miglioramento di tutte queste cose. Quindi un ringraziamento per questa attività insomma, che facciamo insieme, questa attività che è istituzionale ma ovviamente che ha anche di contributi professionali. Lascio ora la parola
al dottor Garro, che presenta velocemente un po', come dire, i risultati anche di questo concorso, e poi procediamo ad una presentazione ad uno per uno anche delle scuole premiate. Ad esempio, dottor Garro, quante erano le scuole in Italia che hanno partecipato? A fronte di diversi partecipanti delle scuole, degli istituti e agenzie di formazione, sono state scelte 20 vincitori e 25 menzioni. In evidenza che 20 vincitori significherebbe uno per regione. La regione Veneto ha 4 vincitori e 3 menzioni, quindi è una di quelle che si è distinte fortemente su questo settore. Io diciamo lascio la parola invece direttamente ai rappresentanti dei vincitori e poi darò qualche cenno finale sulle 3 menzioni, li do direttamente io. Grazie, grazie. Scusate, mi ero sentato perché mi dicono che c'è qualche problema sull'audio da parte in streaming, quindi sono andato a segnalare la situazione. Garro, hai finito? Posso... Stavo per parlare, poi ho visto che non c'era più la voce. No, ecco, no, pensavo che avessi visto che non c'ero più io, ma in realtà perché sono andato a segnalare, perché ho alcuni messaggi su WhatsApp che mi dicono che l'audio non è dei migliori. Sì, sì, sì. Vai, vai, Salvatore. Pronto, Salvatore, mi senti? Abbiamo problemi. Allora, abbiamo problemi sulla connessione con Salvatore. Io direi di incominciare intanto che Salvatore si riconnette con la premiazione degli enti. Allora, noi in questa giornata ovviamente abbiamo dato spazio solo agli enti che hanno in qualche maniera ottenuto un risultato con la vittoria. Ciò non esclude che anche gli altri naturalmente erano meritevoli, anzi abbiamo anche diversi istituti che hanno delle menzioni. Incomincerei ad esempio con l'Engim Brandolini di Oderzo. Pronto? Oderzo? No, io sono collegato. Oderzo? Prego. Ci si attiva il microfono cliccando sull'iconcina. Buonasera. Buonasera professoressa. Io sono una ragazza. Ah, una Spero di ragazza. essere sul punto giusto. Lei sta parlando a norme dell'Engim di Oderzo? Sì, Perfetto, meglio ancora. ci dovrebbe Spazio essere ai anche la giovani. professoressa, però non so. Ma noi siamo più contenti che ci sia lei. Ok. Devo accendere anche la fotocamera o va bene così? Se lei si ritiene a suo agio con la telecamera, noi siamo più contenti, e se no Oh, come lasciamo volete voi, cioè. l'accenda, dai, che così la vediamo. Oddio, aspetta. Mi si vede? Eccola là, perfetto signorina. Eccola bene, ci vediamo. Prego, in 2 parole ci dica in cos'era il progetto che avete realizzato. Allora, io sono Alessia e adesso frequento il terzo anno, però quando abbiamo fatto il progetto frequentavo la seconda. Allora, E- guardi, intanto diciamo il nome del progetto che mi sembra adeguato ai tempi. Prego. Non me l'ha detto, cioè non me lo Lo ricordo dico al io, momento. le fake news al tempo del coronavirus. Sì, sì, mi ricordavo che parlava delle fake news, perché allora,
il tutto è nato durante il lockdown e con i nostri compagni di classe durante le ore di informatica, perché ci siamo accorti che oltre a esserci tutto il discorso della pandemia e quindi in una situazione un po' di fragilità comune a tutti, e di conseguenza l'unica interazione era attraverso il mondo digitale web, come in questo momento. Quindi Quando avete incominciato questo progetto? In che periodo? A marzo, durante il A lockdown. marzo, quindi subito dopo. Sì. Subito dopo l'avvio insomma, dello scoppio della pandemia. Sì, e da qui ci siamo accorti che ovviamente oltre a esserci questo problema della pandemia c'è anche una diffusione di informazioni che ovviamente, essendo una situazione fragile, non si sapeva bene neanche noi a cosa credere. Bene, mi pare che il tema fosse proprio azzeccatissimo. L'importante è che questo tema, questo approfondimento che voi abbiate fatto sia stato poi anche, come dire, diffuso al resto sia stato fatto partecipe anche al resto della scuola, perché mi sembra che la tematica sia... Sì, allora abbiamo fatto dei video virali, dei piccoli video e anche dei videogiochi che poi abbiamo testato anche sulle altre classi, ai compagni, e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati. Perfetto, è un vero peccato che non possiamo per questioni di tempo, come dire, vederli e anticiparli in questa sede, ma insomma il dottor Garo li ha e se magari ce li fa avere anche noi saremo ben felici di metterci il naso, di vedere cosa avete combinato. Complimenti, faccio i complimenti anche ai suoi compagni di classe e alla professoressa. Buona serata. Okay. Passerei adesso la parola al dottor Gris, che vedo che scalpita. Dottor Gris, qua, buonasera. Eccolo là, il professore di Belluno. Ma Belluno ci sta prendendo un po' l'abitudine ad essere premiato in questo concorso, o mi sbaglio? Guardi, dottor Boscarato, noi ce la mettiamo sempre tutta viaggiando sempre al 100%, questo è ciò che accade. Ce la mettiamo veramente tutta per imprimere un percorso formativo interessante ai nostri ragazzi, ai nostri allievi, e questa volta è risultato il nostro progetto, il nostro cestino domotico. Ecco, ero un po' incuriosito, cestino domotico. Ma sa, dottor Boscarato, purtroppo siamo trovati in un periodo triste per la formazione, perché fare formazione da casa è dura, è difficile, e bisogna sempre trovare un qualcosa che aggrappi l'attenzione dei ragazzi, no? Un grip, come si dice in termini automobilistici, no? Per tenere la strada, per tenere la traiettoria. E noi qua facciamo una formazione, io vi sto parlando dal mio laboratorio elettrico del CFS di Silico in provincia di Belluno, un po' il mio regno. Qui è dove io cerco di imprimere formazione pratica ai nostri allievi, e da qui escono poi le future maestranze. Ma quando mi trovo a fare didattica da casa, devo unire l'utile al dilettevole, no? Noi qua facciamo, in questo laboratorio, insegniamo ai ragazzi a realizzare impianti elettrici, ma voi sapete che al giorno d'oggi c'è la domotica che entra a piedi pari nel mondo dell'impiantistica elettrica. E allora come dire, per spianare la strada alla domotica del domani, io inizio con i miei ragazzi, fin dal primo anno, inizio alla tecnologia digitale programmando microcontrollori come questo, il famosissimo Arduino che si sente nominare spesso in giro. E sulla base di questo microcontrollore, durante il periodo della chiusura per il Covid di questa primavera, mi è nata questa idea di far lavorare i ragazzi con non poca difficoltà su quello che abbiamo chiamato noi cestino domotico, perché fondamentalmente è un cestino per i rifiuti con sopra un piccolo automatismo. Praticamente cosa succede? Succede che quando io mi avvicino, il mio cestino sente la mia presenza, mi apre il coperchio, mi accende anche, voi forse non lo vedete, ma dentro c'è
un tricolore che si accende per dare un po' di, come dire, di patriottismo in un momento difficile per tutti quanti noi. E il problema qual era? Era il problema questa primavera di avere un rifiuto, la mascherina per dire, un rifiuto che meno lo si toccava meglio era, così si diceva, per cui io mi avvicino al mio cestino, riesco a buttare dentro la mia mascherina, poi mi allontano e il mio cestino si chiude in maniera automatica senza che debba toccare assolutamente nulla. Il tricolore dentro mi dà un po' così, come dire, la forza d'animo per andare avanti. Questo è un po' il succo del nostro discorso. Bene, bene, bene. L'assessore si è perso un macchingegno incredibile che ha stimolato la fantasia. Ma guardate, purtroppo avevo anche la commissione bilancio sesta Boscarato, sono andata a difendere i nostri capitoli per la formazione per le nostre scuole. E allora, assessore, lei è ampiamente Ma giustificata. sono tornata appena possibile perché quello che non sono riuscita a vedere guarderò in streaming, quindi andate avanti. Sì, si è persa un progetto sulla fake news che mi pare più che attinente al sistema attuale e il cestino domotico. Adesso passerei al dottor Bao. Il dottor Bao, che è in rappresentanza dell'intervento di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri. Marco Quindi, Polo di Povere di Grappa. Vicenza. Buonasera a L'assessore tutti. già si commuove. Bene. Allora, buonasera a tutti. Sì, io sono Riccardo, docente della Scuola di Formazione Marco Polo, docente di web marketing, e-commerce e riporto anche il saluto del direttore Somadossi del centro. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato un video clip, in cui i ragazzi hanno portato una testimonianza di un momento molto particolare che ci ha un po' scombussolato la vita, chiaramente è la diffusione del virus Covid-19. Se ci fosse l'occasione io potrei anche condividere il video finché spiego questa cosa. Sì, abbiamo il tempo. la possibilità c'è, sa che il tempo è tiranno, come si finché dice. spiego, intanto condivido, perfetto. dai. Si stacco l'audio, così abbiamo anche modo di farvelo vedere. Mettiamo pure play, stacchiamo l'audio, così anche i nostri ragazzi hanno possibilità di vedere. Allora, che dire, sì, abbiamo voluto raccontare questa esperienza che i nostri ragazzi hanno dovuto vivere nel momento del lockdown, quindi lezioni da casa, e come abbiamo voluto raccontarlo? Dando un po' un contributo anche nostro in un momento un po' particolare, cioè abbiamo puntato un po' un pizzico di sana ironia, cercando magari anche di sdrammatizzare quello che era la situazione che stavano vivendo i nostri ragazzi e purtroppo ancora stanno vivendo. Diciamo che il loro bisogno di comunità e di contatto umano sembrava che fosse vaporizzato e precisamente si sono trovati appunto a gestire il loro acceso e vivace bagaglio emotivo tra le mura domestiche. Ecco che abbiamo allora pensato di creare un effetto catartico che vorrà aiutare ad esprimere loro questa sensazione di isolamento grazie anche a un sorriso di dramma comune. Quindi abbiamo fatto questo video in cui all'improvviso le lezioni partivano grazie appunto alla formazione a distanza che ci ha sicuramente aiutato a non perdere il contatto con i nostri ragazzi e in questa maniera hanno poi anche portato una loro testimonianza su quello che è stata la loro esperienza. Emily, terza trasformazione. Martina, seconda vendita. Alex, primo agricolo. Elisa, terza trasformazione. Thomas, seconda vendita. Emma, terza trasformazione. Onur, seconda vendita. 3 aggettivi che ti rappresentano. Diciamo che magari la cosa più interessante dove noi abbiamo assolutamente la carbonara. L'attenzione deve essere molto simpatico, però ci interessava sapere anche quali erano le loro sensazioni, qual era il distaccamento che stavano vivendo. Ti piacciono i broccoli? Non troppo. Queste Cose che magari prima non apprezzavi? Grazie alla mia famiglia, a casa non ci si annoglia mai. Si può divertire anche stando a casa? La prima cosa che farai a fine lockdown? Mi piacerò davanti al Mac con dei miei amici. Trovarmi con i miei amici e fare una bella grigliata. Uscire con la mia migliore amica. Andare a prendere in giro con i miei amici. Patate fritte o gelato? Patate fritte. Assolutamente patatine fritte. Gelato. Patate fritte. Gelato. Ma tutti e due si possono dire?
Gelato. Sicuramente gelato. Beh, ovvio, patate fritte. Come ti ha aiutato la tecnologia in questo periodo? Mi ha aiutato tenendomi informato. A passare il tempo. Le video lezioni con i professori o sentirmi con gli amici attraverso le videochiamate. Su YouTube guardare i video. Ci racconti un momento imbarazzante che ti è accaduto ultimamente? Passiamo ai saluti anche per non fare spazio ad altri. E ragazzi, Ciao. Ciao e grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie di tutto. Perfetto, perfetto. Molto bello anche questo progetto che ovviamente è uno spunto anche per noi e per riflettere sulla situazione. Mai avremmo immaginato di sentire di ragazzi che non vedevano l'ora di tornare a scuola, ma su questo apro un fronte su cui l'assessore Donazan va a nozze. Prego, assessore. Sul ritorno a scuola, su cosa sta facendo la regione per il ritorno a scuola? Perché mai avremmo pensato di avere dei ragazzi che dicevano non vedo l'ora di tornare a scuola. Sì, è vero, Boscarato, anche a me questa è una cosa che ha colpito molto, ma perché l'uomo è sempre uguale a se stesso e ha bisogno di socializzazione, di guardarsi negli occhi, di fisicità, i ragazzi hanno bisogno di vivere il rapporto con il proprio adulto di riferimento, con da stamattina che questo nome, che questa idea, non è un nome, è un'idea che poi si declina nel formatore, nell'esperto, nell'allenatore della propria squadra sportiva, cioè accanto alla scuola c'è un mondo a cui stiamo rinunciando, perché dobbiamo rinunciare in questo momento, ma insomma poi per me è anche un po' troppo rispetto invece a quello che noi vorremmo, che mette i ragazzi soprattutto in grande difficoltà. Che cosa facciamo noi? Intanto noi abbiamo dimostrato che con la scuola della formazione professionale a giugno abbiamo aperto, cioè noi abbiamo dimostrato al mondo che diceva chiuso, 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 e quando avevamo come regioni, io come regione del Veneto avevo detto guardate che bisogna riaprire, oggi stavamo parlando già di aprile, di maggio, noi vorremmo tornare a fare scuola a giugno, magari a luglio, per accompagnare i nostri ragazzi a fare l'esame di qualifica o quello di diploma, ma penso ai ragazzi delle altre nostre scuole a fare l'esame di maturità, o semplicemente a salutarsi, perché c'è chi finiva un ciclo, la terza media, la quinta elementare, la quinta superiore, che ha visto solo attraverso una rete, un monitor, i propri compagni di scuola. Poi però qualche settimana dopo si sono visti chiaramente, ma quello che è stato sbagliato è non avere pensato che la scuola fosse il luogo, perché adesso tutti si scatenano sul fatto che dicono che la scuola sia il luogo dove c'è la contaminazione o il contagio. Non è così, noi abbiamo tutti i numeri e dico con coscienza e coscienza che la scuola va riaperta con tutte le prescrizioni di sicurezza che noi abbiamo dimostrato, noi scuola della formazione professionale già a giugno, quando loro dicevano di no, che si poteva assolutamente fare. Ecco perché anche questi momenti di condivisione servono per rafforzarci nel convincimento che la didattica in presenza è un bene a cui non dobbiamo rinunciare, che la didattica a distanza è un'esperienza che ci può essere utile e sulla quale stiamo anche dando lezioni agli altri, e che i nostri ragazzi però ci chiedono di vivere. A noi adulti di riferimento, il compito di dare le regole e di farle rispettare. Io credo che questo sia il buon modo, altrimenti impanicati e deliranti come siamo, in uno stato confusionale pieno che parte dalla politica e arriva a quello che va da solo in macchina con la mascherina, perché c'è di tutto, c'è il buon senso. Ecco, io credo che questo sia quello che dobbiamo lasciarci dietro di noi come esperienza per guardare avanti. Grazie assessore, grazie. Ce la faremo, dai, ce la faremo. Lascio adesso la parola alla professoressa Bettin del CIOF, vedo che ha i banchi a distanza congrua e idonea, ma sì, in realtà non parliamo di banchi fisici, ma parliamo di progetti multimediali. Prego professoressa. Grazie, sono a scuola effettivamente, questa è una delle nostre classi di teoria.
Vi porto prima di tutto i saluti del direttore Massimiliano Lucchini e della Presidente regionale Suor Margherita Dallago. Ringrazio AICA e ringrazio Regione Veneto per questa opportunità e per questo premio che ci fa davvero piacere. A Job Orienta sono abituata a portare i miei ragazzi di terza e di quarta, quindi ci manca quest'anno questa uscita formativa. Tra l'altro festeggiamo anche i 20 anni come test center, quindi siamo quasi nozze d'argento con AICA e quindi insomma 20 anni di collaborazione. Attenzione che abbiamo anche il presidente di Test Center, il dottor Angelo Rizzo, quindi attenzione a come si esprime con i test center. Ci descrive un attimino il progetto, professoressa? Certo, vado anch'io se non vi dispiace in presentazione. Il nostro progetto si chiama Class Magazine, è un magazine di classe e noi l'abbiamo realizzato l'anno scorso durante il Project Work, quindi con una classe seconda. Perfetto, allora abbiamo sentito un altro termine, Project Work. Esatto, Project Work. Aspettate, vediamo se io riesco ad andare in presentazione. Dobbiamo ricordare che il Veneto non si è fermato a fronte del blocco, ma ha consentito alle scuole di realizzare le attività pratiche con il Project Work. E finalmente vediamo in cosa consiste questo Project Work. Allora, il Project Work questo era dedicato ai ragazzi di seconda, indirizzo operatore amministrativo segretariale e come diceva l'assessore, veramente la creatività in questa situazione insomma, è stata tirata fuori al massimo. Quindi il primo Project Work che abbiamo proposto ai nostri ragazzi di seconda, appunto indirizzo operatore amministrativo segretariale, è stato quello di realizzare questo magazine in classe. Noi l'abbiamo pubblicato nel nostro sito, questo appunto è il sito del CIOFS di Padova, e nella sezione dedicata alla formazione a distanza, dove abbiamo messo un po' di materiale, insomma di prodotti appunto realizzati con la formazione a distanza, e abbiamo realizzato questo magazine dove i ragazzi si sono trovati ad essere loro i giornalisti. Quindi abbiamo immaginato proprio quattro rubriche, la rubrica attualità, cultura e società, mondo impresa, lavoro e futuro. Le insegnanti di italiano, inglese, economia, informatica hanno lavorato in team, hanno costituito la redazione. I ragazzi ricevevano delle sollecitazioni, delle istruzioni in Meet, al mattino c'era un primo incontro, partiva il lavoro, poi in gruppo partiva poi la realizzazione dell'articolo, quindi da delle sollecitazioni degli articoli che loro hanno letto di attualità, hanno deciso poi che articoli produrre, realizzare. Qualcuno ha preferito esprimersi con dei video, con delle presentazioni, appunto all'interno di queste 4 rubriche. E poi abbiamo raccolto questi lavori in questo magazine che era fruibile, leggibile da tutti i compagni di scuola, quindi è stato anche un loro modo per raggiungere tutti i compagni della scuola. E ovviamente molto gratificante per loro, insomma si sono sentiti molto gratificati. Per noi è stata un'occasione per veramente leggere la realtà con i loro occhi. Perfetto, perfetto. Molto bene. Si sono talmente gasati che hanno voluto fare anche l'edizione speciale e quindi il mese successivo siamo usciti con l'edizione speciale Grazie Mille, dedicata proprio alla festa del grazie, che è la festa di Don Bosco, come saprà, e con tutti i loro ringraziamenti. Quindi si sono sbizzarriti anche qui nella rivista a ringraziare vari interlocutori, dalla mamma alla protezione civile, insomma, e come sempre i ragazzi ci sorprendono proprio con la loro fantasia, con le loro risorse. Guardi professoressa, non si sono gasati solo i ragazzi, ma ci siamo gasati anche io e il dottor Menin, perché quando i nostri amici
dell'audit ci chiederanno, ma insomma questo project work che cos'è, chiameremo lei che quindi concretamente farà vedere cos'è il project work, perché l'ha spiegato esattamente: una progettazione al mattino, una realizzazione e una verifica del lavoro. Che dice il dottor Menin? Concordo in pieno e anzi sono davvero riconoscente, perché a volte noi ci facciamo sforzi pindarici per trovare le soluzioni amministrative, ma poi quello che ci sta dentro è quello che riuscite a costruire voi a partire dai vostri contesti. Davvero un progetto veramente bellissimo, complimenti. Grazie, grazie. Abbiamo nominato i center test, quindi passo la parola anche per un breve saluto al dottor Rizzo. Prego. Salve a tutti, salve a tutti, intanto vi ringrazio. Ospito ormai fissi negli anni e collaboriamo tantissimo con Job Orienta. Ringraziamo anche il nostro Salvatore Garro che promuove per tutta Italia a livello nazionale il concorso, che produce sostanzialmente quello che è la curiosità degli alunni, degli studenti nel far bene in questo periodo di grave crisi, perché ormai ci stiamo appropinquando a quasi un anno di come dire, difficoltà e di restrizione. I ragazzi hanno fatto davvero, dalla loro curiosità, hanno tratto degli argomenti davvero molto interessanti. Si parlava prima di FAD, siamo passati alla didattica a distanza. Adesso nell'ultimo periodo da settembre parliamo invece di didattica digitale integrata. In questo senso AICA ha sempre come dire, promosso, è sempre stata vicina perché è sensibile ai problemi culturali che affliggono, tra virgolette, il nostro paese. C'è stato come dire, un printing, un'accelerazione notevole nella scuola, ma in tutti i settori, non solo nella scuola privata, ma nella scuola pubblica, ma anche in quella professionale, nell'uso degli strumenti adeguati che permettessero di potenziare un po' quello che è il sapere che era rappresentato dalla conoscenza teorica e poterlo, come dire, trasferire in quello che è il saper fare, come tutti voi avete avuto modo di farci vedere, il saper fare sotto l'aspetto tecnico, professionale, rendere, mettere in evidenza quelle che sono le abilità e le esperienze spesso e volentieri laboratoriali e nell'uso degli strumenti ICT. È un connubio che AICA in fondo rappresenta attraverso quello che è il suo maggior contributo, un connubio di competenze culturali, disciplinari, didattiche e anche di uso metodologico attraverso quello che sono i propri e quelle che sono le competenze digitali nell'uso dello strumento. Quindi quella trasversalità che adesso sempre di più in tutta Italia ci stiamo rendendo conto che è necessario nell'uso delle conoscenze del digitale e dell'uso degli strumenti. Complimenti davvero a tutti coloro che hanno partecipato al concorso, complimenti per gli argomenti difficili, gli argomenti in cui in questo periodo di restrizione forse hanno dato un po' più di spinta, hanno fatto riflettere di più sulla vita che, come diceva prima anche l'assessore, la vita è fatta di empatia, di socializzazione. La scuola è nella scuola, uso degli strumenti va bene, ma è a supporto come il diario, come il libro, ma deve essere uno strumento che ci permette di collegarci e ritornare finalmente alla vita normale. Perfetto. Complimenti a tutti. Molto preziose queste parole che il dottor Rizzo ci ha dato, saranno appunto da meditare, da elaborare. Ci ha fatto un po', come dire anche lui, un quadro della situazione. Adesso passerei la parola al dottor Garro, se la connessione è un po' migliorata, e il dottor Garro ci introdurrà anche alle scuole che sono state menzionate, quindi quelle che non hanno vinto ma che comunque hanno fatto dei lavori che hanno meritato la dignità della menzione. Prego Salvatore. Grazie Nicola, io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio ovviamente tutti gli enti del Veneto che hanno
si sono distinti rispetto a tutti gli altri, lo citavo prima, lo dico, sono 20, a fronte di 20 premiati, 4 vincitori sono del Veneto, la media sarebbe 1 per regione, la regione Veneto ne ha avuto 4. Oltre a questo ci sono state anche 3 menzioni. Ottimi i lavori e di valore i lavori di quelli che abbiamo già sentito, ma sono altrettanto ottimi i lavori di valore quelli delle menzioni. Cito questi 3. Un primo progetto è stato realizzato dal Centro di Formazione e Sicurezza di Belluno, la classe seconda operatore edile, docenti referenti Claudia De Rocco e Gianfranco Grossi. Il progetto riguarda la realizzazione di un manufatto edilizio, un vano scala. Come il titolo è: come si fa a capire un vano scala? Qual è stata l'idea chiave, l'idea che ha spinto il docente a far fare questo lavoro? Quello di far capire, far comprendere agli studenti l'utilizzo della tecnologia, in questo caso del software 3D e della stampante 3D, perché solo attraverso il software 3D e la stampante 3D si può meglio comprendere tutto il processo lavorativo per la realizzazione di un vano scala. Un secondo progetto di quelli menzionati riguarda il centralino per innaffiatura del giardino, era stato citato prima, forse anche da Rizzo, non mi ricordo da chi, comunque era stato citato. La classe è la seconda B, operatori impianti elettrici, sempre del Centro di Formazione e Sicurezza di Belluno. I docenti sono Claudia De Rocco, Gianfranco Grossi e Pierantonio Gris. Il progetto riguarda la realizzazione di un centralino che comanda delle pompe per innaffiare. La classe è riuscita nell'intento, in questo intento, solo previo utilizzo della formazione a distanza, cioè non c'è stata la formazione a presente, hanno avuto l'input a distanza dai docenti che ho citato prima e sono riusciti a realizzare benissimo questo sistema, quindi un centralino per innaffiare il giardino. Anche qui l'importanza e l'efficacia anche dell'apprendimento a distanza. Prima abbiamo detto è importante l'essere in presenza, certamente, ma in questi casi l'utilizzo della formazione a distanza è stato utilissimo. Terzo progetto, il titolo è Il grissino giusto, non basta che sia tenero. In questo caso è stato realizzato da studenti del 4º anno, tecnico della trasformazione agroalimentare e tecnico delle vendite via marketing e-commerce, e del 3º anno, operatore trasformazione agroalimentare della Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri Carmes di Pove, che ha avuto anche un progetto vincitore. Il docente referente è Riccardo Bau, che è lo stesso che ha avuto il premio come vincitore. Gli studenti, sempre su stimolo del docente Riccardo Bau, che ho citato prima, hanno studiato una propria ricetta, realizzato un proprio prodotto, un prodotto di qualità e individuata la strategia di vendita da adottare, che era proprio quello lo spirito col quale i docenti, la scuola gli dava l'input da realizzare. Io concludo, metto in evidenza che oltre ai progetti vincitori, questi 3 progetti sono stati tutti e 3 progetti di valore e menzionati dalla commissione di valutazione che, come avete sentito prima, è stata presieduta dalla dottoressa Angela Grieco, che ringraziamo anche lei. Ecco, io evidenzio, Salvatore, come lo scorso anno, come l'ampiezza dei progetti va dal settore edile al settore della ristorazione, al settore del terziario avanzato col CIOFS, cioè abbiamo un'ampiezza di progettualità in settori che, come dire, di primo impatto uno meno collega al settore della multimedialità, quest'anno il discorso del grissino oppure del cestino. Certo che a Belluno mi viene il dubbio che il direttore di San Giacomo, che si è unito in qualche maniera, frusti i suoi insegnanti, perché tutti gli anni risultano vincitori, questi qua se non vincono
evidentemente lui li minaccia pesantemente. È così, Desa Jacopo? Ah, non hai il microfono, giusto? No. Ecco, vabbè, dai. E comunque tutti gli enti che hanno partecipato sono ovviamente enti di un prestigio e di una qualità eccelsa come tutti gli altri che hanno partecipato. Ma i migliori risultati, come dicevamo prima, sono il fatto che poi entro i 3 anni il 70%, per aver sentito, riesce ad accedere nel mondo del lavoro. Questi sono risultati perfetto. importantissimi. Lei ha colto il segno, caro Salvatore. Prego, Desa Jacopo, vedo che è lì che scalpita. No, volevo solo ringraziare i miei docenti e tutto il personale della scuola perché si impegna molto e siamo anche molto contenti dei risultati. Voglio anche ringraziare tutta la struttura regionale, tutti gli enti che hanno partecipato alla predisposizione di questi concorsi che sono molto utili anche per fare rete, per confrontarci e per dare valore a quello che stiamo facendo. Quindi io non posso che ringraziare tutti quanti. Ecco, buona serata. Perfetto, siamo poi in conclusione. Io vi saluto, vi ringrazio di nuovo AICA per questa opportunità che dà alle nostre scuole del Veneto, ringrazio naturalmente il Ministero del Lavoro per il supporto che ci dà in tutte le attività che noi facciamo, perché abbiamo detto prima, duale, apprendistato o formazione, non possiamo farlo se non c'è una collaborazione piena tra le istituzioni, e i tavoli di cui ha accennato prima la dottoressa Greco dimostrano che questa collaborazione è fattiva. Dottor Fabio Benin, in qualità di massimo dirigente presente in questo momento, a lei la parola della chiusura. Posso un attimo inserirmi? Prima della chiusura col dottor Menin, volevo mettere in evidenza che anche quest'anno uscirà, dovrebbe essere a gennaio, siamo in attesa dell'autorizzazione del patrocinio del Ministero del Lavoro, un nuovo bando di concorso. Perfetto, questa è una bellissima notizia. Prego, dottor Menin. Sì, grazie. Vi porto i saluti dell'assessore che ovviamente nel frattempo si è agganciata a un'altra call, come è nostro destino da qualche mese a questa parte. Comunque davvero è stato un piacere avervi, nostri ospiti sia nel senso di chi è ospitato, sia nel senso di chi ospita, perché sono stato ospitato io, devo essere onesto, ed è stato un piacere davvero avere la possibilità di vedere la ricchezza, il livello di qualità, l'eccellenza in attività che potremmo tranquillamente dire non sono quelle, passatemi il termine, curricolare. Qua si vede proprio lo sforzo, la spinta aggiuntiva, la motivazione di docenti, di direttori, di ragazzi che riescono a sfruttare al meglio tutte le opportunità che gli sono poste davanti. Io credo che questo sia fondamentale, non tanto perché dobbiamo dire che quanto bravi siamo, quanto bravi siete stati, quanto piuttosto perché questo consente di sviluppare quelle competenze trasversali che sempre più spesso fanno la differenza fra chi riesce a inserirsi in maniera proficua e rapida nel mondo del lavoro e chi invece fa più fatica perché è abituato a fare il suo compitino e a fermarsi lì. No, oggi non basta più fare il compitino. Oggi è fondamentale che i ragazzi assumano un atteggiamento di natura imprenditiva, si dice, no? E quindi proattiva. Io credo che questi progetti davvero sviluppino questo tipo di competenze, per questo sono davvero grato ad AICA e davvero grato a voi che vi siete prodigati per consentire ai ragazzi di fare questo cambio di passo. Davvero grazie ancora. Con questo, grazie a tutti. Buona serata e appuntamento al prossimo anno. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Salve.